Sono le 11 quando a Casugana scatta l'allarme. Via Municipio viene bloccata, l'area transennata. Sul posto la polizia, gli uomini del SUME e i vigili del fuoco del nucleo NBCR. Sono attimi concitati, in comune è arrivata una busta, all'interno una polvere bianca. È arrivata un'altra busta indirizzata al sottoscritto, l'ennesima lettera con questo tenore, non si abbassa la guardia, non abbiamo paura, si va avanti, però dispiace per i dipendenti del comune, le forze dell'ordine che sono state costrette ad intervenire anche con un numero importante, con un dispiegamento importante di uomini. L'ufficio protocollo è stato chiuso. Precauzionalmente 9 dipendenti comunali venuti a contatto con la polvere, 4 dell'ufficio protocollo, 4 messi comunali e un addetto alle spedizioni, sono stati affidati ai medici e infermieri del SUEM 118 per gli accertamenti del caso. Per nessuno è stato necessario ricovero. Paura francamente non ne ho, mi dispiace però che ci siano questi episodi che non riguardano solo il sottoscritto ma riguardano tutte le persone che hanno un ruolo o che si prendono delle responsabilità di amministrare, che sono poi minacciati e sono oggetti appunto di questo tipo di intimidazioni. Questo mi dispiace francamente. E questa non è la prima volta, si tratta della terza in 2 anni. Nel 2019 era stata recapitata un'altra lettera, la firma sempre la stessa, una doppia Z incrociata. Lo sconosciuto mitomane ha inviato la busta con un contenuto di consistenza anomala, vergata, con la sigla già nota e la scritta Twin Towers. Lo scorso anno il messaggio, altrettanto criptico, era stato invece The End. La missiva, che non è stata aperta, è stata affidata al nucleo NBCR. Le indagini sono in corso per verificare la natura della sostanza e individuare l'autore del gesto. Immediate le manifestazioni di solidarietà. Sono certo, dice il segretario regionale del PD Alessandro Bisato, che non saranno certo questi atti vili ad intimidire il lavoro di Conte e dell'intera amministrazione. A distanza di quasi un anno, i soliti delinquenti abituati a non metterci la faccia tornano a colpire, dice invece il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Poi aggiunge: è un atto vile e meschino.